Cencenearne part, mostris, expositions, performance, installations, monografies sul panorama artístic e cultural del Friül, a cura di Francesca Mione. Mandi a Ducce. Io sono Francesca Mione, nativa di San Denel dal Friul. No hai mai fevelat par Furlan. Ma ogni tanto mi sforcerai di fevelalu, nome perché sono a Radio di Furlan. No, scherzo. Dunque, queste è la prima volta che feveli per Furlan e pensi che si senti. Io sono una mediatrice culturale e dopo tanti anni a Bologna sono tornata da là sono in Sude. In queste rubriche l'arte è la protagonista. Fasarai approfondimenti per italiano, invitando ogni tanto esperti, critics, artisti, ma come scominciando la puntata e cambi la lingua che è le migliori. Questa è la prima puntata di Cencenearne Part, dove parleremo di mostre in corso in Friuli e che sono stata a visitare e di cui oggi appunto vi parlerò. Ma non da sola. Ora con l'antropologo esperto in arte orientale Marco Feleppa parliamo della mostra Occidentalismo che siamo andati a visitare venerdì scorso. Occidentalismo, modernità e arte occidentale nei kimono tra 1900 e 1950 è visitabile ancora fino al 17 marzo a Gorizia, al Museo della Moda e delle Arti Applicate. In mostra sono esposti 40 pezzi tra kimono e soprakimono realizzati nella prima metà del Novecento e che riflettono la volontà imperiale di occidentalizzare il paese. Sono disegni coloratissimi che richiamano il cubismo, il futurismo, ma di cui vi parleremo fra poco. Prima ascoltiamo una canzone scelta da Marco e che ci presenterà fra poco. Eccoci qua, abbiamo ascoltato Lost in Kyoto degli Air, gruppo francese, profondamente affascinato dal Giappone, proprio appunto come uno dei fenomeni popolari e conosciuti a tutti, che è stato appunto questa forma di orientalismo per cui gli artisti dell'Ottocento si sono profondamente influenzati, diciamo, dall'arte giapponese. Con questa canzone appunto ci introduciamo al mondo di relazione artistica tra Occidente ed Oriente per parlare, diciamo, di questa mostra che ci porta a testimonianza diversi kimono che sono stati realizzati nella prima metà del Novecento, quindi dal 1900 al 1950 circa, in un contesto storico in cui il Giappone esce praticamente dall'epoca Meiji, quindi dall'epoca dell'apertura forzata, delle relazioni forzate che il Giappone ha dovuto iniziare nei confronti dell'America e dell'Europa, e parliamo quindi di un contesto storico in cui si vengono a delineare quelli che sono i governi che poi saranno protagonisti del secondo conflitto mondiale.
Nello specifico appunto c'è una testimonianza importante in un kimono specifico della relazione tra Italia, Germania e Giappone appunto. Esatto, è molto interessante vedere come nei kimono si possono ritrovare questi simboli e come è caratteristica dell'arte giapponese inserire i simboli nella rappresentazione. Sì, esatto, è interessante appunto nel caso specifico riferirsi a uno dei kimono, probabilmente quello più interessante, diciamo, della collezione, della mostra di Gorizia, perché appunto è un kimono che testimonia il patto stipulato tra l'asse Roma-Berlino-Tokyo, in cui quindi vengono rappresentati sul kimono dei simboli per ognuno di questi 3 paesi. Quindi c'è il tricolore italiano, un po' più nascosto, diciamo, Sì. poi c'è anche il sollevante e la svastica. Parlando appunto di simbologia legata a questo kimono in generale, ma anche alla storia del Giappone, secondo me è interessante vedere come sia stata riadattata la svastica in questo contesto, che rappresenta appunto lo Stato tedesco, lo Stato nazista, e quindi si sgancia dal significato popolare, diciamo, più conosciuto in Giappone, che è quello che lega appunto questo simbolo ai templi, ai santuari buddisti del paese del Sollevante, appunto. In generale, poi, come hai accennato tu all'inizio, secondo me si vede quanto l'arte del cubismo e del futurismo abbia influenzato, sia entrata appunto nel mondo della dimensione dell'arte giapponese, perché ci sono colori molto vivaci, spesso accostamenti molto decisi anche. Noi siamo abituati, noi conosciamo il giapponismo, la giapponeserie che ha influenzato l'arte occidentale, soprattutto la Francia, con Van Gogh, Manet, Degas, ma anche nella musica, non solo nell'arte visiva, come Debussy si è stato ispirato dalla grande onda di Hokusai, ma non è tanto parlato appunto l'altro aspetto, che è come invece l'Europa ha influenzato il Giappone. Esatto, sì, è questo il fenomeno più curioso, vedere un po' come sono stati riadattati, come sono stati introdotti dei nuovi soggetti praticamente nei kimono, quindi a sostituire quelli che sono stati, come hai detto tu, anche l'onda di Hokusai, eccetera, quelli che sono stati gli elementi naturali, i principi, diciamo, i soggetti privilegiati dell'arte giapponese, vengono sostituiti invece da quelli che sono i protagonisti dell'arte futurista, del cubismo. Quindi spesso in questi kimono si trovano navi, aeroplani o comunque macchine che danno proprio l'idea appunto del fenomeno dell'arte appunto legata all'idea di dinamismo, ma anche di prodigio della tecnica e di avanzamento industriale e quant'altro. Altri legami sono interessanti tra il Giappone e l'Europa, che sono spesso legati anche alla politica. Sì, esatto, infatti, come abbiamo accennato prima, in questa mostra quindi si trova un perfetto parallelismo che corre praticamente tra Italia, Giappone, o comunque Europa e Giappone, sia dal punto di vista artistico, che vengono appunto, si contaminano l'un l'altro, ma anche perché c'è un'effettiva relazione politica appunto legata alla firma dell'asse Roma-Berlino-Tokyo. In generale, comunque, come hai accennato tu prima, secondo me la cosa sensazionale, la cosa più interessante di questa mostra è che capovolge un po' il nostro punto di vista, il punto di vista a cui siamo abituati, che è quello di vedere l'arte orientale, di essere interessati all'arte orientale, all'arte giapponese e quant'altro, perché fondamentalmente esercita su di noi un fascino esotico. Lo stesso fascino esotico, però, in valore assoluto, abbiamo visto che è stato sperimentato, provato, vissuto dai giapponesi per l'arte occidentale. Quindi una sorta di relativismo culturale, potremmo dire. Grazie Marco. Allora, ricordiamo che la mostra è ancora visitabile fino al 17 marzo a Gorizia, al Museo della Moda e delle Arti Applicate. Ora Marco ha scelto l'ultima canzone che ascoltiamo ora e che ci presenta adesso. Esatto, siamo partiti da Alone in Kyoto degli Air e passiamo quindi da questo viaggio solitario nell'antica capitale del Giappone, passiamo alla capitale attuale e quindi ascoltiamo Tokyo di Liane Las Havas, cantante per metà giamaicana, per metà greca, nata a Londra e che ci propone il suo personale viaggio solitario nella capitale Tokyo. Grazie e mandi a Duce. Ciao Fra. Grazie Marco. Ricordiamo Marco è un antropologo esperto di arte orientale della nostra città di Udine. Grazie, ciao. Ciao ciao.
Ora parliamo del Duomo di Gemona. Siamo in collegamento telefonico con l'architetto Alberto Antonelli e parliamo appunto della chiesa di Gemona. È una chiesa gotica che risale agli anni 1290-1337 e nei secoli ha ricevuto numerose modifiche e vari rifacimenti anche dopo il terremoto del 1976. Gli scavi sul lato meridionale sono stati molto importanti anche per ricostruire la storia del Duomo, di cui fra poco ci parlerà l'architetto. E gli scavi di cui parliamo sono merito dell'associazione Valentino Osterman, i cui volontari hanno lavorato per ben 8 anni, dal 2008, con il coordinamento appunto di Davide Casagrande, del segretario Enzo Forgiarini, seguendo il progetto dell'architetto Alberto Antonelli. Allora, buongiorno architetto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo farle alcune domande. Quali sono state le scoperte, gli interventi fatti all'interno della chiesa? Sì, prima però dalla sua introduzione vorrei ricordare, anche aggiungere, Certo. sia la soprintendenza che ha seguito tutti i lavori in queste fasi molto da vicino, ma è soprattutto Mauro Vale, che rappresenta la fabbriceria del Duomo ed è lo storico dell'arte di Gemona, è storico del Duomo, e che quindi ogni scelta e ogni passo che è stato fatto è stato condiviso e discusso con lui. Ecco, le scoperte e gli interventi fatti. La scoperta sostanzialmente è quella del vano ipogeo, della torre dell'ossario, di cui si era persa la memoria, benché dopo il terremoto fossero state messe in luce alcune importanti documentazioni, e cioè la facciata esterna rivolta verso la Porta Udine, che era stata lasciata allo scoperto dopo i lavori di rifondazione, dentro una bocca di lupo. Però, malgrado questo, non si era capito che al di là di questi muri potevano esserci dei vani, e quindi la scoperta poi dell'ossario fu quella che ci consentì di prendere atto della presenza di questo torrione. Gli interventi sono iniziati con la messa in luce di un vano tecnico al di sotto del Sagrato del Duomo, sul lato meridionale, dentro il quale, di pochissimo largo, diciamo 1,20 m, quindi era un corridoio angusto illuminato dall'alto da una grata, dentro il quale però il parroco di allora, che era Don Gastone Candusso, desiderava fare qualcosa, cioè metterlo a frutto, era rimasto suggestionato. Vi si scendeva e scendemmo insieme attraverso una scala a pioli lunga che scendeva da una botola della sacrestia, e lì concepimmo un po' l'idea di valorizzarlo facendo questo lapidarium in cui esporre reperti lapidei di pietra lavorata che erano stati trovati all'interno delle murature, quindi erano precedenti all'attuale organismo del Duomo. E i lavori poi gli studi per creare un accesso a questo vano, che poi è diventato il lapidarium, che è abbastanza carino da vedere, ci portarono a scoprire una finestrella immurata, e da qui poi, per una catena di ricerche e di curiosità, insieme con Mauro Vale decidemmo di fare un sondaggio nel pavimento all'interno del sacello del San Giovanni, che era un ambiente voltato a volta sotto la sacrestia, che era usato come magazzino, e questo scavo ci consentì di scoprire alcune cose che appunto avevamo intuito e non intuivamo però che ci fosse l'ossario. Avevamo capito che c'era un vano, lo scavammo e trovammo uno strato profondo e densissimo di ossa. E questa è stata la scoperta vera e propria. Assieme all'ossario è proprio lì che sono stati ritrovati anche degli oggetti come ho letto di spille, catene, rosario, orecchini. Sì. Allora, questo ossario è stato sigillato, uno strato di terra e poi una caldana di malta cementizia,
agli inizi dell'Ottocento, dopo l'editto di Napoleone che bloccava e che vietava i cimiteri in area urbana. Sì. No? Rimase il toponimo, ma si perse la memoria dell'esistenza di questo Certo. scavo. Quindi quando noi lo andammo a scoprire, conducemmo un'analisi, uno scavo scientifico per opera come diceva lei, dell'associazione Osterman, seguita dall'archeologo Davide Casagrande e anche dalla soprintendenza. E questo scavo scientifico, quindi a piccoli stati, con tutti i crismi, diciamo, dello scavo archeologico, ci condusse nei lunghi anni di scavo a trovare una serie di reperti, anche piccoli, ma che ci aiutarono a datare ogni strato. Le ossa poi furono raccolte tutte in cassette numerate strato per strato e così poi sono state ricollocate nell'attuale esposizione delle ossa. Non sono tutte, ovviamente, moltissime erano in frammenti e sono state portate in cimitero. Quindi le ossa che si trovano nello strato inferiore oggi sono le ossa circa, diciamo, databili al 1200 o forse qualcosa prima. Addirittura. E lo sappiamo per i piccoli reperti, medagliette, monetine, cocci, vetri, rosari, ecco, quelli poi sono successivi, ma che trovammo durante lo scavo. È molto interessante anche, oltre appunto a scoprire gli effetti personali, sono sempre dei reperti molto suggestivi. Sì. Anche la modalità in cui il suo intervento ha dato una nuova forma. Lei ha creato un'emozionante composizione optical che invito tutti a visitare, ma volevo sapere come ha pensato alla realizzazione di quest'opera. Io sono stato da subito il sostenitore di riportare le ossa lì dove le avevano trovate, perché mi sembrava giusto. Era stata una tomba sostanzialmente di nostri antenati, persone delle quali noi usiamo oggi le parole, i concetti, i modi di fare, i fabbricati, lo stesso Duomo. Forse sono lì anche i costruttori del Duomo. Anche i fabbricati ci danno forma culturalmente. Ecco, a riaverli lì e rispettarli come nostri antenati, secondo me era dovuto. Ho cercato di evitare assolutamente ogni forma di macabro, quindi che quasi le ossa non si riconoscano come tali, ma sembrino quasi un greto di un fiume e comunichino l'idea del tempo, di questo depositarsi di scheletri, che poi gli scheletri marini, per esempio, hanno formato le Dolomiti, no? Questa lenta deposizione di milioni di anni. Ma gli scheletri dei nostri antenati hanno formato le città e la cultura che oggi noi usiamo e che in un certo senso ci comanda, no? Perché dà forma a noi. Questo concetto del fluire del tempo e del depositarsi, dello stratificarsi anche culturale, era quello che io volevo comunicare e non mostrare scheletri così colpendo l'immaginazione. Credo proprio che il suo intento sia riuscito. La sua opera è una composizione optical che chiaramente a ogni visitatore assimila, ognuno in modo diverso. Sì, prego. Vedo anche dai pareri che spesso viene fatto questo tipo di commento. È quello che volevo, cioè che non si percepissero immediatamente le ossa. Sebbene in centro ho messo i teschi e alcuni di questi teschi sono girati, quelli che erano più presentabili, verso l'osservatore, perché quei 3 buchi che ci fanno riconoscere l'uomo, no? I 2 occhi e il naso, sono buchi neri, ci ricordino che dentro quelle ossa c'era il pensiero, c'erano le emozioni, erano persone come noi, non sono minerali, ecco, sono resti di uomini. La ringrazio del suo intervento, architetto, e invito appunto di nuovo tutti gli ascoltatori a visitare l'installazione e il Duomo di Gemona
ma anche il relativo museo della Pieve, il tesoro del Duomo di Gemona. E io la saluto e Va bene. grazie. Grazie a lei. Arrivederci, buona giornata. Bene, ora ci spostiamo a Trieste, all'ex caserma della Polmare, alla mostra Peripheral Visions. In un periodo di forti contrasti in cui il fenomeno dell'immigrazione attualmente risulta essere un tema molto discusso, specialmente in Italia, trova posto una mostra che si fonda sul concetto cardine di legame dell'individuo con la sua terra e la sua cultura, che va a confrontarsi con aspetti culturali e territoriali di altri paesi. È una mostra che ospita numerosi artisti internazionali contemporanei, under 35, con videoarte, fotografie, installazione e performance. La mostra è anche un'opera di riqualificazione urbana, perché appunto la caserma è uno spazio dismesso. Ricordo, adesso lo ricorderò anche alla fine, la mostra è aperta ancora fino al 30 marzo. L'ingresso è gratuito e gli orari di apertura sono indicativamente sabato e la domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 2 al tramonto, perché appunto non c'è elettricità e quindi bisogna usufruire della luce naturale. Prima di tutto vorrei parlare insieme a Lucrezia della caserma. Allora, guarda, questo luogo è stato scelto proprio per la sua storia. Infatti si tratta di un'ex caserma della Polmare, che però prima di essere era una caserma in mano all'impero austriaco, poi è passata anche sotto agli americani, è passata poi ai carabinieri e infine alla polizia. È un immobile ormai caduto in disuso nell'ampio processo di dismissione militare che è stato attuato nelle aree del Friuli Venezia Giulia. E data la sua importanza e quindi tutti i ricordi, le esperienze, le memorie che sono legate a questo luogo, ci è sembrato, diciamo, molto inerente alla mostra che abbiamo allestito, insomma, proprio perché Peripheral Visions è una mostra che riflette sul tema del conflitto, in particolare i conflitti del Novecento. Quindi diciamo che partiamo dai conflitti della Prima Guerra Mondiale per poi arrivare ai conflitti più attuali, quindi ad esempio gli scontri in Iraq. È interessante perché in questo caso gli artisti vanno ad indagare questa tematica dello scontro culturale a modo loro, e quindi diciamo che ci regalano una preziosa visione periferica, e da qui appunto il titolo Peripheral Visions, esatto, e una preziosa visione periferica della storia, insomma, della nostra storia. Anche quindi la loro storia personale, familiare. Esatto. Beh, è interessante. Io appena sono arrivata con la macchina, già da fuori si vede l'imponenza di questa struttura. Esatto. E quindi mi immagino che anche il quartiere che vive attorno a questa caserma, nel momento in cui se la vede aperta, è molto attirato anche solo a visitare gli spazi. È un fenomeno che accade molto spesso in tutto il mondo. Quando c'è uno spazio in disuso c'è la curiosità di andarlo a scoprire. Infatti molte persone sono attratte e vengono anche solo a vedere la mostra, insomma l'immobile, incuriosite. Poi comunque si tratta di un quartiere, questo che è il quartiere di Roiano, che è un po' periferico rispetto al centro città di Trieste, ed è stato scelto anche appositamente proprio perché parliamo di visioni periferiche, e anche qui si ricollega. Tra l'altro è la prima volta che questa caserma viene aperta al pubblico. Esatto. E quindi insomma è anche un avvenimento molto importante, anche non solo per il quartiere in sé, ma sicuramente per la città, ma anche per gli immobili demaniali che fino ad adesso insomma
non hanno ancora trovato un loro riutilizzo. Certo, sarebbe bella la prospettiva dopo questa esperienza che questo spazio possa essere riqualificato e reso disponibile per eventi di questo, di questo tipo. Adesso io vorrei parlare anche della tematica e come hanno sviluppato questa tematica gli artisti. È molto bello, invito tutti gli ascoltatori a visitare questa mostra già dall'ingresso del portone. Prima di arrivare all'interno dell'edificio c'è uno spazio allestito con dei teli rossi di un artista che poi espone le proprie opere nella prima sala della caserma. Lui è Joshua Cesa, che con la sua opera Segni, è un'installazione di land art, diciamo accoglie i visitatori all'interno della caserma e diciamo da qui si inizia tutto il percorso che viene suddiviso in 4 stanze e, come hai detto prima tu, chiaramente la mostra è stata realizzata con delle opere di artisti internazionali under 35, quindi tutti giovani. Possiamo parlare di tutti e 12 gli artisti, però ce ne sono alcuni che mi hanno colpito molto. Ad esempio in un piccolo corridoietto un po' anche buio, e immagino che anche la scelta di collocare di un'artista russa che si chiama Natalia Tikhonova, che con la sua opera No Words, No War diciamo che va a rappresentare una serie di installazioni ottiche che va ad utilizzare un gioco di filtri, un filtro bianco e un filtro rosso, che tra delle fotografie d'epoca in bianco e nero fanno comparire e scomparire delle figure rosse che vanno a rappresentare i soldati che insomma hanno combattuto nei conflitti. E sono delle figure quindi evanescenti che chiaramente guardando col filtro rosso vanno a scomparire, e quindi mettono in contatto i visitatori con il dramma della morte durante i conflitti. Sì. È molto, molto interessante questa dualità che è riuscita a rappresentare l'artista anche attraverso questo gioco, che in realtà sembra anche molto semplice, esatto, e che però è molto immediato, no? Arriva molto al visitatore. E anche la sala successiva adiacente a questo piccolo corridoio ospita l'artista slovena Manka Bajec. Esatto, Manka Bajec, che con la sua opera Witness Corner Market lei realizza un'installazione composta da dei palloncini ad elio, e ogni palloncino racconta la storia di una persona che ha vissuto un'esperienza nei campi di concentramento, e l'artista in questo caso intende indagare il linguaggio contromonumentale reinterpretando un'idea monovocale di memoria, nel senso che ogni persona, ogni visitatore che si affaccia, si avvicina a un palloncino può sentire la storia personale di questa persona, e chiaramente riesce a sentire tutte le emozioni e i sentimenti che questa persona ha vissuto. E tra l'altro è un qualcosa di molto vicino anche all'artista stessa, dato che alcuni suoi parenti hanno vissuto in prima persona l'esperienza del campo di concentramento ad Auschwitz. È molto interessante questa installazione, anche perché muovendosi all'interno della stanza si percepisce come una presenza data da ogni palloncino Sì, proprio perché queste parole fluttuano nello spazio, e quindi nella sua totalità si sente come un vociferare, mentre avvicinandosi al palloncino si sente proprio il racconto.
È molto bello muoversi all'interno di questi spazi, perché in realtà già dall'ingresso, dall'installazione che c'è proprio nella prima parete, si sentono queste piccole vocine, come se anche la caserma stesse prendendo parola. Sì. La mostra, ricordiamo appunto, è aperta fino al 30 marzo ed è stata realizzata dall'associazione Io Deposito. Esatto. Nell'ambito del progetto B-Side, con il patrocinio e il finanziamento di SIAE, Illumina, MIBAC, Regione Friuli Venezia Giulia, e con la collaborazione del demanio della Regione Friuli Venezia Giulia. È una mostra che, ripeto, merita visitare. Ci sarà Lucrezia ad accogliervi, pronta esatto, ad esporvi ogni opera. Lucrezia, ti ringrazio per il tuo intervento, spero di venire a visitare un'altra volta questo spazio. Sei la benvenuta, grazie. Un aspetto analogo della caserma della Polmare riguardo alla struttura c'è qui a Udine, al Parco Sant'Osvaldo, quindi all'ex ospedale psichiatrico di Udine. Spazio in cui io ho esposto delle mie opere, di cui ho curato anche delle mostre, e che, come vogliamo che spazi come l'ex caserma Polmare siano sfruttati per arte e cultura, anche qui a Udine ci sono cooperative e associazioni che cercano di mantenere questi spazi, per mantenerne la memoria, ma anche per far sì che siano spazi dove l'arte e la cultura possono essere espresse. E ora ascoltiamo Easy dei Sun Lux. Grazie Stefano Bragagnolo per la consulenza sulle musiche. Easy, easy. You break the bridle to make losing control easy. Easy. Crush what you're holding so you can say letting go is easy. Siamo ora alla conclusione della puntata. Ringrazio quindi Marco Feleppa per aver parlato con me riguardo la mostra Occidentalismo a Gorizia e al Museo della Moda e delle Arti Applicate, visibile anche fino al 17 marzo. Ringrazio l'architetto Antonelli per aver fatto l'intervento riguardo al Duomo di Gemona e alla sua realizzazione dell'opera. Ringrazio anche Lucrezia Caudec per aver dialogato con me riguardo la mostra visibile alla caserma della Polmare per i Freal Visions, visibile ancora fino al 30 marzo i weekend, le mattine fino all'1 e dalle 2 fino al tramonto. E infine ringrazio Antonio Valencia per aver dato la sua voce per la sigla e anche per l'aspetto tecnico. Ringrazio Paoli Cantarut per il suo supporto, i magnifici Radio Zastava per avermi concesso il pezzo per la sigla. Alla prossima puntata, ciao Mandy. Cencenear ne part. Mostris, expositions, performance, installations, monographies sul panorama artístic e cultural dal Friul, a cura di Francesca Mione.
Thank